Buona giornata telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali per affrontare tutte le tematiche legate all'epidemia di coronavirus. Anche quest'oggi in primo piano la questione delle riaperture tra attese e polemiche dopo la fuga in avanti dell'Alto Adige, che già oggi ha aperto i negozi e da lunedì riaprirà tutte le altre attività, dai bar ai ristoranti, alle estetiste, ai parrucchieri. Naturalmente questa fuga in avanti dell'Alto Adige sta creando non poche tensioni, in modo particolare nelle regioni confinanti come appunto la nostra, il Veneto. Ne ha parlato ieri il governatore Zaia. Forse oggi ci saranno delle novità, le vedremo più avanti nel corso del consueto collegamento a partire dalle 12:30. Intanto naturalmente le amministrazioni comunali stanno facendo i conti in questi giorni con il forte malcontento dei commercianti e degli esercenti, preoccupati naturalmente per il procrastinarsi appunto della possibilità di riaprire le proprie attività e anche per quelle che saranno le nuove modalità di apertura. In questo senso il Comune di Padova proprio nelle ultime ore sta lavorando ad un piano che potremmo definire shock per quanto riguarda in particolare le norme di occupazione di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti. Abbiamo quindi in collegamento Skype l'assessore al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qui con noi e per partecipare a questa nostra edizione speciale straordinaria dei telegiornali. Sta facendo insomma molto discutere, molto rumore questa proposta del Comune di Padova, quest'idea insomma che avete al vaglio. Vuole spiegarci esattamente di che cosa si tratta? Sì, partiamo diciamo dal principio che l'occupazione diciamo di suolo pubblico e quindi la possibilità per bar e ristoranti di avere uno spazio all'esterno è non solo una valvola di sfogo per le difficoltà che evidentemente sta attraversando questo settore, ma è il modo migliore per poter consumare dei pasti al di fuori di casa in sicurezza, perché ovviamente il principio che deve ispirare tutti i provvedimenti in questa fase è quello della tutela della salute e da sempre si sa che stando all'aria aperta si ha più possibilità di evitare di contrarre il virus, ovviamente poi con tutte le accortezze che conosciamo bene, l'utilizzo dei dispositivi di protezione eccetera. Quindi l'idea qual è? L'idea è quella di snellire le procedure per chi ha una concessione di suolo pubblico, quindi i tavolini, le sedie dei bar e ristoranti, e fare in modo che in automatico, quando queste attività potranno riaprire con il servizio al tavolo, sulla base delle disposizioni che emetterà il governo per quanto riguarda il distanziamento sociale, queste attività potranno in automatico appunto allargare il proprio spazio per evitare di perdere i coperti, ma distribuirli in uno spazio maggiore e così i tavoli potranno essere sufficientemente distanziati l'uno dall'altro. Ovviamente in condizioni normali un'operazione di questo tipo richiederebbe tutta una serie di autorizzazioni, di procedure molto, molto lunghe anche, e però non abbiamo tutto questo tempo per aspettare i tempi della burocrazia normale. E quindi il piano che abbiamo messo in campo vuole proprio snellire tutti questi passaggi dando fiducia ai ristoratori, cioè diciamo a loro: fate voi in automatico l'allargamento, ovviamente con dei paletti che riguardano l'impossibilità di occludere il passaggio pedonale piuttosto che entrare dentro l'ambito di una carreggiata stradale oppure andare di fronte a pertinenze di soggetti privati che non danno l'autorizzazione, questo è chiaro. Però noi diamo fiducia e diciamo: poi ci manderete una planimetria che spiega come avete fatto questo allargamento e noi interveniamo a posteriori solo se c'è qualche problema da risolvere. Ovviamente noi diamo fiducia nella speranza che poi tutti rispettano queste regole e i ristoratori aiutino anche gli avventori a rispettare le norme importanti di distanziamento sociale, ma in questo modo diamo da un lato una boccata d'ossigeno a queste imprese che sono in difficoltà e dall'altro lato diamo la possibilità appunto ai cittadini di poter
stare fuori all'aria aperta in sicurezza. Certo, andiamo anche incontro insomma all'estate, per cui sicuramente è molto gradito insomma il fatto di poter pranzare o cenare all'aperto piuttosto che appunto far colazione quando sarà possibile appunto riaprire i locali al pubblico con servizio al tavolo. Ancora non sappiamo esattamente quando sarà, no? Assessore Bolzano ha fatto questa fuga in avanti, aprirà già da lunedì. Per quanto riguarda la nostra regione non lo sappiamo. Mi sembra di aver capito, no, che dalle indicazioni del governo si attende il 18 per poter valutare poi sulla base di parametri sanitari regionali anche le possibilità di anticipare rispetto alla data del 1° giugno che era stata ventilata dal DPCM precedente. Sì, esatto, noi abbiamo avuto un confronto anche con il ministro Boccia che per conto del governo sta relazionandosi con le regioni proprio per il tema, diciamo, delle date di riapertura della fase 2 e ci ha confermato questa impostazione, cioè ha detto che prima di poter assecondare una riapertura servono 2 condizioni che siano soddisfatte. Da un lato bisogna avere dei dati consolidati rispetto all'andamento dei contagi, perché noi sappiamo che quando c'è un fenomeno relativo all'andamento dei contagi, poi noi lo constatiamo nei numeri circa 15 giorni dopo. E quindi il governo dice dobbiamo avere il tempo necessario per vedere quali sono i primi effetti della riapertura che è iniziata il 4 maggio. E quindi almeno questa settimana, diciamo, è stata necessaria per iniziare a raccogliere i dati che poi la settimana prossima inizieranno a consolidarsi. E dall'altro lato servono i protocolli di sicurezza, nel senso che ogni volta che viene sbloccata un'attività, un codice Ateco, una riapertura, è perché il Comitato Tecnico Scientifico e l'INAIL hanno messo a punto il protocollo di sicurezza, quindi non si possono sbloccare i ristoranti fintanto che non c'è, per esempio, per stare sul tema dei ristoranti, un protocollo di sicurezza definito per come questa riapertura può essere fatta. Perché se si decidesse di anticipare, come magari ha fatto Iole Santelli in Calabria o vuole fare il governatore della provincia di Bolzano, è evidente che ci sono poi dei rischi che ricadrebbero sulle spalle dei governatori stessi e dei datori di lavoro, dei ristoratori, perché si assumono il rischio di riaprire senza che ci siano i protocolli di sicurezza. Allora, se serve una settimana per ripartire con delle regole chiare e soprattutto senza che ci siano delle responsabilità in capo agli imprenditori, perché se seguono poi il protocollo di sicurezza queste responsabilità vengono meno, allora io dico già è un buon risultato che dal 1° giugno si arriva il 18 maggio, partiamo il 18 maggio con tutte le condizioni che sono necessarie. Poi io quando mi sono relazionato col Ministro e con altri colleghi abbiamo palesato tutta l'urgenza assoluta che ha il nostro sistema produttivo e di attività commerciali di riaprire. Cioè prima arriva questa data meglio in assoluto ed anche con regole che non siano come dire, troppo stringenti. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra tutela della salute e capacità di non snaturare certe attività. Chiaro che se io impongo, per esempio, ai negozi che vendono vestiti, che per ogni vestito che viene provato debba essere lavato e sanificato, viene un po' meno anche il senso stesso di questo tipo di attività. Ecco, era proprio la domanda che le stavo per fare, esatto. Era proprio la domanda che le stavo per fare, Assessore, perché magari se può essere sicuramente più facile in un bar piuttosto che un ristorante pulire con un liquido igienizzante, insomma, il tavolino dopo che l'avventore si è alzato, è chiaro che in un negozio, per esempio, di abbigliamento piuttosto che di scarpe diventa difficile. Nello stesso tempo, però, magari parlo da cittadino, insomma da cliente anche dei negozi, i dati che abbiamo sentito circa l'eventuale permanenza del virus sulle superfici piuttosto che sulla carta o sui tessuti, insomma magari mettono in qualche maniera un po' sul chi va là, ecco, nel senso di dover entrare in un negozio, provarsi degli abiti. In questo senso che cosa si può fare secondo lei per riuscire a coniugare queste due diverse esigenze, insomma da un lato quella più che condivisibile naturalmente dei negozianti di aprire le proprie attività e dall'altro quello di tutelare anche la salute dei clienti? Ecco, in questo io credo che serva la politica, cioè la politica per il ruolo che deve avere e che deve essere in grado di fare sintesi tra diverse esigenze, perché se noi ascoltiamo solo una parte rischiamo di non trovare, diciamo, quel necessario equilibrio che invece la politica deve
poi determinare. È chiaro che lo scienziato fa bene il suo lavoro quando dice che anche se io provo un vestito che è già stato utilizzato, ho una possibilità su tot che possa esserci un residuo di particelle, di cellule, che queste possano portare a un contagio. Ma al tempo stesso la politica deve capire quanto diciamo, l'assunzione di un rischio può essere accettabile o meno in una considerazione più ampia per cui non si possono limitare le attività economiche. Quindi questa sarà la capacità, cioè trovare quel giusto equilibrio tra queste due polarità, sapendo che nessuna delle due può avere diciamo, il punto di caduta definitivo, ma che serve equilibrio, serve la capacità della politica di trovarlo. E non sarà facilissimo, immagino, visto appunto il dibattito e le polemiche che ci sono in queste ore. Chiaramente magari la tecnologia può anche fornirci degli strumenti nuovi che possono essere utili in queste circostanze. Proprio questa mattina sentivo, a proposito dell'abbigliamento, non so se per caso insomma anche lei ne sia al corrente o sia stato ventilata questa ipotesi di dei particolari armadi con delle lampade che sterilizzano i capi in pochi minuti, che potrebbero essere per esempio inseriti nei negozi proprio per sterilizzare diciamo gli abiti, senza ovviamente l'ipotesi presumo improponibile insomma di doverli portare in tintoria dopo che sono stati provati una volta insomma dal cliente. Esatto. Ecco, l'importante su questo, ben venga se ci sono ovviamente degli aiuti che ci arrivano dalla tecnologia. Bisogna fare in modo che questo tipo di attrezzature, di strumenti poi possano essere acquistati dai negozianti con poi la possibilità di ricorrere quantomeno al credito d'imposta, che è questo strumento per cui se io anticipo delle risorse per acquistare questo tipo di strumenti, poi mi vengono riconosciute nel momento in cui devo versare tasse, contributi, eccetera, perché sennò già dopo il lockdown veramente alcune attività faranno proprio fatica a riaprire i battenti. Se in più devono farlo con dei costi anche importanti per l'acquisto di queste attrezzature diventa veramente difficile. Però se c'è la capacità di coprire diciamo, le spalle ecco, di queste attività con delle risorse che poi possono essere riconosciute, allora sì, questa strada è sicuramente perseguibile. Noi tra l'altro proprio sul tema abbiamo anche pensato di stimolare l'utilizzo di app, sempre restando nell'ambito della tecnologia per la fase 2, per gestire il flusso di persone all'interno dei locali e dei negozi. Abbiamo scoperto per esempio che in Lombardia, a Milano, già c'è una certa abitudine nel prenotare attraverso alcune app che sono già molto diffuse la propria presenza in negozio. E addirittura si può anche arrivare in negozio e verificare con un touchscreen se si può entrare o quanti minuti di attesa ci sono e prenotare direttamente lì il proprio ingresso appena è possibile all'interno del negozio. Quindi, in questo modo su prenotazione, non mai insomma, un assembramento. Su Esatto. Prenotazione anche per comprarsi una maglia, un paio di pantaloni sostanzialmente, proprio per evitare. Esatto, così anche il negoziante è sicuro che non si creano degli assembramenti di persone all'interno o all'esterno della propria attività, ma che si diluiscono nel tempo, e anche per il flusso di lavoro sa che bene o male ci sarà sempre un certo tipo di lavoro da mettere in campo, perché non ci sarà mai un sovraccarico, perché viene spalmato lo stesso carico di lavoro lungo più ore. Per esempio noi vogliamo anche incentivare l'estensione degli orari, ovviamente nel rispetto di quelli che sono i diritti dei lavoratori, senza evitare che ci siano le necessarie turnazioni. Però se estendiamo gli orari dei negozi, questo può essere utile anche per spalmare le presenze. Per esempio ci sono alcune norme che oggi nel nostro territorio vieterebbero a parrucchieri ed estetisti di lavorare la domenica, e questa è una cosa che noi stiamo togliendo, perché se in questa fase potrà essere utile lavorare anche la domenica per recuperare tutto il lavoro che non è stato fatto in questo periodo e spalmare le presenze, mi pare che sia una direzione giusta, ed è stata anche condivisa dalle associazioni di categoria in questo caso.
Certo, certo, naturalmente sono tutte iniziative che possono in qualche maniera aiutare la ripresa di queste attività. Non dimentichiamo peraltro, Assessore, che comunque già prima del lockdown le botteghe, diciamo soprattutto dei centri storici, avevano delle difficoltà tra la concorrenza insomma, dei centri commerciali e quella degli acquisti online. Peraltro insomma, queste difficoltà oggettive di cui stiamo parlando per la riapertura insomma, della fase 2 rischiano ulteriormente come dire, di potenziare quella propensione all'acquisto online che in questi 2 mesi inevitabilmente i cittadini hanno dovuto effettuare, e quindi questo porterebbe a ulteriori difficoltà, ulteriori rischi per il commercio. Magari per l'alimentare è stato diverso, no? Perché in questo periodo magari si è molto riscoperta anche la bottega di quartiere, il negozio sotto casa che faceva servizio a domicilio, che portava la spesa agli anziani che non uscivano di casa. Per gli altri beni magari è più difficile, no? Sì, esatto, c'è stata proprio una riscoperta della prossimità. È stato diciamo un qualcosa che per forza ci ha portato a riscoprire le vicinanze di casa proprio per l'impossibilità di andare oltre determinate distanze. Però sì, questo ci ha fatto capire anche l'importanza di una rete commerciale proprio di negozi di vicinato. Alcuni si sono anche attrezzati in corsa per sviluppare i servizi a domicilio. Pensiamo anche a quello che hanno fatto molti ristoratori che hanno avuto come valvola di sfogo questa opportunità, però chiaramente non è facile quando bisogna andare in competizione con colossi come Amazon e simili che sono ben più strutturati per offrire questo servizio. Allora sì, una delle sfide che noi abbiamo davanti è quella di permettere diciamo, anche ai piccoli negozi di dotarsi di questo tipo di strumenti, di tecnologie, di possibilità per adattarsi a delle abitudini che stanno in effetti cambiando, perché comunque dopo tutto quello che è successo qualcuno si sarà abituato a fare degli ordini online scoprendo che magari è comodo e questa cosa non era magari abituato a farla prima, e quindi le abitudini non solo sono cambiate in questa fase, ma può essere che appunto restino variate anche nel corso del tempo. Allora, siccome l'insieme dei negozi di vicinato è uno straordinario patrimonio che ci serve per la socialità, la qualità della vita, la sicurezza delle nostre città e anche per il lavoro che sia diffuso con un tessuto di tanti piccoli imprenditori, è importante riuscire ad accompagnare questo insieme di realtà in questa fase dotando degli strumenti migliori. Allora noi stiamo immaginando anche con le risorse che la Regione ha messo in campo per i distretti del commercio. Ieri abbiamo avuto un confronto con l'assessore regionale, non sono cifre così importanti per una città come Padova, però abbiamo condiviso l'idea di utilizzare delle risorse che magari fino adesso le avevamo pensate per eventi o per attività di attrattività turistica e che evidentemente adesso non servono più perché questi eventi non possono essere realizzati. Allora queste risorse le vorremmo dirottare su questo tipo di iniziative, per esempio la creazione di consorzi di piccoli negozi che possono mettere insieme servizi di distribuzione a domicilio dei beni piuttosto che invece organizzarsi in proprio, che è una cosa che ovviamente per chi è piccolo è molto complessa. Quindi insomma è tutto da costruire, una pagina bianca da scrivere, non è facile. Abbiamo attraversato una fase che è quella della resistenza, io la chiamo così, cioè il fatto di resistere a questa fase e poter riaprire nel momento in cui questo sarà possibile farlo, e dopo la resistenza c'è la fase dell'adattamento. Certo. Il ruolo che ha la pubblica amministrazione deve essere quello di incentivare il più possibile soprattutto la rete di piccole realtà a stare al passo con questi tempi, e cercheremo di fare ogni sforzo per permettergli di rialzare la testa. Ecco, Assessore, ritornando quindi al discorso iniziale dei plateatici, quando lo potremo vedere questo piano shock, così come è stato definito? Allora, la condizione necessaria per poterlo approvare in via definitiva è che siano pubblicate dal governo le linee guida che sono quelle di cui parlavamo prima, sì, per le attività di ristorazione, perché è evidente che se ci dicono che i tavolini devono stare distanti 1 metro è un conto, se ci dicono che devono stare distanti 2-3 metri è un altro, e quindi anche la percentuale di allargamento che possiamo riconoscere, perché ovviamente deve avere anche un suo fondamento, varierà in base a come saranno strutturati questi protocolli di sicurezza.
Se, come abbiamo detto, bar e ristoranti dovranno riaprire il 18, allora vuol dire che con qualche giorno di anticipo, prima del 18, questi protocolli di sicurezza saranno pubblicati. Quindi insomma la E noi prossima siamo, settimana per forza siamo dovranno pronti esserci delle quindi, novità. esatto, a emettere un'ordinanza che sarà uno strumento, quello che ha il sindaco per questioni di urgenza, che darà questa possibilità. Ecco, intanto c'è ovviamente comprensibile preoccupazione da parte degli esercenti. L'altro giorno c'è stata a Padova una manifestazione, un flash mob di tutti i commercianti. Abbiamo fatto un servizio, anche lo possiamo vedere insieme, proprio per sentire direttamente dalla viva voce, insomma, di questi imprenditori le difficoltà che si stanno trovando ad affrontare in questo periodo. Il flash mob commercianti alla regia è stato effettuato proprio a Padova. Il Veneto vuole ripartire, Padova vuole ripartire, ma ripartire da dove? Dal commercio, per esempio. Sono proprio i commercianti, i negozianti, gli esercenti di Padova che nel cuore del commercio padovano, qui nelle piazze, ci avvertono di quello che gli succederà se non ripartiranno immediatamente. Questo è innanzitutto il grido d'allarme del mondo del commercio, delle imprese, delle partite IVA. Ci sono rappresentanti e titolari di negozi di abbigliamento, di calzature, parrucchieri, baristi, ristoratori, agenzie di viaggio, ambulanti che non hanno più liquidità, non hanno più ossigeno e il rischio è quello che se il Presidente del Consiglio varerà un altro decreto come quelli che abbiamo visto in passato, dove non ci sono delle misure di sostegno a favore dell'economia in maniera rilevante, il 40% dovrà purtroppo chiudere nel nostro territorio. Che cosa chiedete? Chiediamo che il governo ci aiuti a riaprire, che possiamo tornare a lavorare. Noi siamo agenzie di viaggi e per noi il turismo è un grosso problema perché ancora non abbiamo direttive, non ci dicono cosa possiamo fare, se i confini verranno aperti, quando verranno aperti, come gli aerei, i treni. Noi abbiamo clienti che vogliono andare in vacanza in sicurezza ma vogliono andare via e il governo non ci dice niente, siamo stati abbandonati noi del turismo, aspettiamo, il decreto di aprile, siamo al 6 maggio, non è uscito, che ci dicano qualcosa perché così non si può andare avanti. Un negozio di parrucchiere, 3 anni che lavoravo e investivo, ok? È 2 mesi che sono chiuso, sto vivendo con quel po' che ho messo via a Natale, ok? E adesso sto finendo tutto. Chiediamo di lavorare, qui in Veneto chiediamo solo di lavorare, senza polemiche, E non è un caso che queste domande, queste istanze arrivino proprio da Padova, una città in cui c'è il mercato coperto fra i più antichi d'Europa. Non resta che sperare che le risposte a queste domande non arrivino troppo tardi. Ecco, Assessore, è il dramma, no, di tante persone, di tante attività che dopo il lockdown vivono anche questa fase di incertezza che impedisce loro di riprogrammare anche la propria attività con quelle che saranno le nuove norme, quello che si diceva appunto poco fa, no? Sì, questa è la difficoltà, quella di non poter anticipare, diciamo, la programmazione di quello che avverrà poi con l'apertura delle attività, perché in una fase emergenziale come questa, purtroppo le risposte che tanti si attendono arrivano nel momento in cui si è nelle condizioni di darle e non sempre questo rispetta, diciamo, le aspettative delle singole persone, dei singoli esercenti. E in questo senso io spero che il governo già nei prossimi giorni metta un punto definitivo su questo decreto che adesso ho letto stamattina verrà ribattezzato decreto rilancio e che però prevederà degli strumenti importanti per le esigenze come quelle che sono state manifestate nella piazza, perché si legge comunque di un provvedimento che per esempio ristorerà di tutte le spese di affitto di questi 3 mesi di lockdown. Si legge di un provvedimento che darà dei contributi a fondo perduto ai negozianti, si legge di un provvedimento che dovrebbe accelerare quell'operazione di emissione di liquidità attraverso prestiti garantiti dallo Stato e tutta una serie di altre misure che riguardano anche i tributi locali per dare una copertura ai comuni che stanno togliendo di fatto le imposte locali a queste attività
e l'importante però mi aggiungo anch'io, diciamo, al grido, ecco, di disperazione, nel senso che è opportuno che queste risposte arrivino veramente prima possibile. Certo. Assessore, io la ringrazio per questo collegamento, la ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte della nostra edizione straordinaria, grazie mille e buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, a tra poco, restate con noi.